amici belli, è notte. Purtroppo quando c'è la conferenza la fanno di mattina a New York è notte, ma noi ci svegliamo presto, ci segniamo tutto e ne parliamo insieme. Cominciamo. Tengo ancora un po', ancora l'aeroplano, the pressure. Nicola Mormile, benvenuto sul canale. E c'è maltempo a Napoli, quindi voi lasciate il like per far uscire il sole. Poi non so a Salerno come sarà domani, ma noi dobbiamo sperare in condizioni favorevolissime, quindi lasciate i like che sono propedeutici anche per il meteo, perché a parte che si sente male la conferenza, a stento si sentiva la conferenza, perché il Napoli deve fare la Napoli TV, ma anche per giocare meglio a pallone, perché bisogna giocare a pallone, noi sappiamo solo giocare a pallone, Kvara non ce la fa. Allora noi con un Ambrabama tattico andiamo a quello che era fondamentalmente l'ipotesi di formazione che avevamo già fatto ieri, e quindi mi sono quasi bruciato un video, ma bisogna seguire il movimento. Insomma, pare che la febbre sia anche passata, però deve stare a casa per precauzione, gli avranno dato dei farmaci, insomma niente da fare ragazzi, quindi Kvara col punto interrogativo lo sostituiamo molto probabilmente con Elmas, ma andiamo però. Non ci fa piacere la situazione della Cremonese, però non ci sono strascichi, dice Spalletti. E poi l'altra domanda, quella più importante, quella che ci interessa sapere: quanto mancano, quanto faranno sentire la loro mancanza i tifosi, quanto sono importanti i tifosi? Assai. E poi Spalletti glissa un po' su tutta la questione, perché la domanda può essere anche buona se poi tu vai effettivamente nella scazzetta della decisione di vietare le trasferte. Non è che fa quando sono importanti i tifosi, no? Questa cosa della trasferte per i problemi successi sulle autostrade può fare, perché poi mancano i tifosi e non è bello in una stagione in cui noi stiamo riempendo lo stadio, un unicum anche questo, stiamo riempendo lo stadio tutte le volte, in trasferta si va sempre, togliamoli i tifosi del Napoli. Vabbè. Quindi Spalletti glissa, non so se è giusto, le regole non le conosco, ho mille cose da dire, ma sto zitto. Vabbè. Osi, la crescita di Osi, non ho scritto manco la risposta, perché sono tutte cose che già sappiamo, che è cresciuto, che protesta di meno, non c'è dubbio. Sarà una gara tecnica, tattica o nervosa? Prima di tutto a Spalletti fa piacere sottolineare il ritorno imminente, cioè immediato, di Nicola, che è un bravo allenatore, fa i complimenti a Nicola, e poi dice non è che noi possiamo scegliere che partita sarà, e insiste spesso in questa conferenza. Spalletti mi è sembrato molto deciso, anche se vogliamo amareggiato per la sconfitta con la Cremonese, perché Spalletti la pensa come noi. A differenza di alcuni tifosi, di alcuna stampa che dice la Coppa Italia non serve, no, Spalletti mi è sembrato amareggiato, e parla di occasione, parla proprio dello scudetto, ne parla proprio tantissime. Secondo me si sono seduti a tavolino e ci sono state delle riunioni come a dire: ragazzi, ma ci siamo resi conto di che stagione è, di che occasione incredibile abbiamo quest'anno. Ne parla proprio chiaramente di scudetto. E quindi, staccato la spina dopo la Juve, come si riattacca? Queste domande così, bisogna dare il 100%. Spalletti dice: se tu togli 1% dal 100% non è 99 ma è 20%. Fa tutto un discorso matematico strano, però è il derby campano e bisogna stare in campana. E poi c'è una frase che ci deve far riflettere, se dice: qualcuno ha pensato questa non è la mia partita, e se qualcuno ha pensato così, riferendosi sempre a quella con la Cremonese, è una roba grave, perché lì ti manca qualcosa per essere quella squadra con la mentalità vincente, che arriva a vincere, che tutti gli obiettivi sono importanti e che non sceglie dove concentrare le proprie energie, perché sennò qualcosa la perdi per strada e ti fregano, e quindi non è possibile. Gli si chiede di Elmas, il momento, la crescita di Elmas,
Elmas, lui è soddisfatto di tutta la squadra. E poi su Elmas dice lui corre sempre, gli dicono i tifosi, lui corre sempre, certo che corre sempre. Chi lo vede poi dal vivo si accorge ancora di più di quanto lui copra tutto il campo, di quanto sia presente in tutte le fasi, fase difensiva, va a riempire l'area, c'ha il dribbling, c'ha il tiro, c'ha il colpo di testa. E insomma Spalletti ci dice che merita di giocare, e noi di proposito, a questo proposito, Elmas lo mettiamo in campo al posto di Kvara. Non è una novità assoluta, l'ha fatto altre volte quando Kvara ci è venuto a mancare, lo ha fatto anche bene, lo ha fatto con gol e prestazioni di livello. Certo, qui ci può andare Raspadori, ci può andare Lozano con Politano qui, ci può andare Zerbin, ci possono andare una serie di giocatori, ma credo che il più logico rispetto anche allo stato di forma di Elmas sia proprio lui. E quindi poi ovviamente qua un po' pubblicità. Credo si riferisca a Raspadori, perché dice un po' sfortunato, ma può fare la differenza con la sua tecnica. Me lo fate sapere voi nei commenti se si riferiva effettivamente al nostro felice Sciosciabocca. Ma quanta voglia ha di restare e di prolungare il contratto? Quanta voglia? Spalletti chiude tutto, non ci interessa niente, e credo che ancora una volta questa non solo è la posizione sua per quanto riguarda il contratto con il Napoli, e noi lo teniamo presente che Spalletti soffre un pochino l'ambiente di Napoli, l'ha detto chiaramente altre volte. Ho allenato con l'Inter, la Roma, a Napoli particolarmente siete particolari. Lui dice non ci interessa niente, e dicendo questo dice che noi siamo concentratissimi per arrivare alla fine, per lei, per la città, vogliamo dare questo sogno alla città. È quasi anche un messaggio ad altri giocatori. Noi dobbiamo tenere presente che è tutto idilliaco, che tutto va benissimo, ma che sotto sotto ci sono giocatori che magari, alcuni che vorrebbero giocare di più, altri che si sentono a fine ciclo, altri che vogliono cambiare aria, altri che hanno offerte, avranno offerte sicuramente importanti in futuro perché si stanno comportando bene. Spalletti è come se stesse dicendo facciamo il miracolo adesso, poi dopo liberi tutti, perché arriveranno le offerte ancora di più. Ricordate Spalletti che diceva se vai in Champions arrivano poi le offerte, ed è stato vero. Immagina se vinci lo scudetto, quante offerte, come si moltiplicano anche le offerte per i contratti. Quindi Spalletti al futuro non ci sta pensando assolutamente. Non so il Napoli cosa stia pensando per lui, ma il messaggio è per i giocatori. Vincimo quest'anno. E come mi trovo? Mi trovo proprio positivo, qualcosa di positivo nella sconfitta. Spalletti, io qua vedi l'ho sottolineato proprio. Sottolineo, nessuna sconfitta può dare vantaggi. Nessuna sconfitta può dare dei vantaggi. Certo, puoi fare meno partite, è ok, ci ripete anche, ma poi i panchinari non giocano. Non lo dice così, ma ve l'ho detto, cioè, purtroppo sto video non sto dicendo niente di nuovo, non è colpa mia. Abbiamo anticipato tutto quello che sta dicendo Spalletti nei video precedenti e nella live, perché era evidente. Quindi quelli che giocano di meno hanno meno opportunità di giocare, e a me dispiace sicuramente. Poi dice anche rimanere nella Coppa Italia in alcuni momenti è fondamentale, e qua fondamentalmente ci sta dicendo se tu sei fuori da tutti gli altri obiettivi, se non puoi lottare per il campionato, se sei fuori dalle coppe europee, è chiaro che la Coppa Italia è un'ancora di salvezza per far la stagione meno deludente, per dare qualcosa ai tifosi, il trofeo. Ma è chiaro che non interessa a nessuno, non interessa alle società, interessa probabilmente poco ai giocatori che neanche loro la sentono così. È chiaro, quando arrivi in finale la vuoi vincere, è chiaro che è bello alzare il trofeo, ma secondo me interessa poco, specialmente quando hai altri obiettivi. Brucia di meno quando hai altri obiettivi. A me brucia ancora, perché poi vedi che le alza, alcune squadre sfruttano la Coppa Italia per ringalluzzirsi, l'avete visto, no? Mentre altre la batosta in Coppa Italia la continuano a subire, quindi molto male. Osi più Simeone anche dall'inizio. Spalletti ci dice si può fare, sicuramente si può fare. Ci ricorda anche il momento in cui proprio con la Cremonese, con entrambi in campo, si è preso quel palo traverso, insomma qua il gol si era quasi fatto. Ovviamente si può fare, ma ovviamente non pensiamo che lui comincerà mai con la coppia di attaccanti stravolgendo quello che è l'impianto di gara. Se il Napoli parte con il 4-3-3 è un conto, se parte con il 4-2-3-1 ne è un altro, ma insieme è una soluzione che, mi permetto di dire, si vedrà solamente nei momenti di estrema difficoltà. Per quanto riguarda, ragazzi, la formazione, Meret, Gollini, aspettiamo Gollini, cerchiamo di capire, ma sicuramente non vediamo Marfella in porta. Di Lorenzo riprende la titolarità e la fascia.
Amir, Rachmani, Kim e Mario. Io do Mario Rui in vantaggio su Oliveira, poi vedremo. Lobotka non ho capito, non ho sentito se c'era un dubbio, ma credo che giocherà, a meno che non sia fuori forma o infortunato, ma non lo sappiamo. Quindi lo mettiamo in campo come logica, come Anguissa, che spero ritorni l'Anguissa, perché è troppo importante Anguissa. A me se il Napoli ci sta piacendo di meno in certe fasi è perché sto ragazzo sta dando meno del 50% delle sue possibilità. Un Anguissa al 50% è comunque più performante di tutta la Serie A, in questo momento sta dando veramente di meno. Zielinski, che anche lui deve ritrovare un po' di brillantezza, Elmas che la brillantezza la sta dimostrando. Ci mettiamo Lozano, sempre il solito discorso con Politano, ma Politano l'ho visto un po' giù di corda e Lozano è parecchio tempo che non parte titolare, che non lo vediamo, quindi speriamo di vederlo bello pimpante con Osimhen che scalpita, perché Osimhen quest'anno è il leader di se stesso, è il leader della squadra, è il leader della classifica dei cannonieri, crea, segna, fa segnare, crea scompiglio, la coppia con Kvara funziona, in questo caso Kvara non ci sarà, ma il Napoli dovrà fare bene lo stesso. Da Nicola non ci aspettiamo calcio champagne, ma ci aspettiamo una squadra tosta, una squadra incazzata, una squadra che deve dimostrare che esiste ancora, che quello è stato solo un episodio, quindi sarà una partita difficilissima. Vincerla significherebbe chiudere a 50 punti, che sarebbe il record assoluto della storia del Napoli nei gironi a 3 punti, una cosa straordinaria che mi piacerebbe tanto fare, non tanto per il mezzo trofeo, perché i mezzi trofei non si mettono in bacheca, non ci interessa, ma perché 50 punti fanno risonanza anche rispetto alle avversarie e dici ma no, questi non si fermano, questi non vogliono inciampare ogni tanto. No, dobbiamo proprio dimostrare che quando inciampiamo subito ci rialziamo e facciamo 3 scatti in avanti. Questo è più importante di altri. Poi dopo i discorsi sui calcoli, su quello che si potrà fare nel girone di ritorno è facile farli, abbiamo fatti, ma li continueremo a fare perché noi ci stiamo godendo il percorso da New York. È notte, Valerio Fluido è tutto. Voi vi iscrivete al canale se vi è piaciuto il contenuto, se non vedete l'ora di avere sempre più contenuti sul Napoli, lasciate i like di cortesia e siamo pronti per la partita di domani, quindi vi iscrivete, perché poi non lo so come funzionerà domani tra reaction, la live, perché dovrei avere degli impegni lavorativi, quindi dovete stare tuned, perché tra Instagram, telefonino, TikTok, non lo so, state tuned. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.